corretta archiviazione delle fotografie richiede l'uso di custodie che proteggano le immagini e facilitino la consultazione dei documenti. Spesso, in passato, si utilizzavano prodotti non adeguati, destinati a rappresentare nel corso del tempo un'autentica minaccia per la sopravvivenza stessa delle immagini. Anche il fondo Giacomelli non fa eccezione. Per le lastre in vetro erano per lo più impiegate buste in carta traslucida, dette glassine. Presentavano di solito un impasto di scarsa qualità, costituito da un insieme di fibre di differente provenienza e molta pasta meccanica da legno, con l'aggiunta di un trattamento a base di oli, resine o cere. Tutte sostanze destinate a deteriorarsi, provocando ingiallimento e acidità, con il frequente fenomeno dell'incollamento all'emulsione e quindi un'irreversibile contaminazione chimica. Le scatole, poi, per lo più riciclate dalle confezioni commerciali di vendita dei negativi, non si prestavano certo a finalità di conservazione. Anche nel Giacomelli una ricollocazione protettiva dei materiali, quindi, rappresenta oggi un obiettivo principale da perseguire, accanto al completamento delle operazioni di inventario. Si tratta di elaborare un piano di acquisizione dei contenitori più adatti alle caratteristiche del fondo, a cui destinare la ridistribuzione fisica dell'archivio, tenendo conto delle evidenze di inventario, della ripartizione in formati e supporti, della coerenza dei committenti e dei soggetti. La normativa ISO 10214 del 91 stabilisce le caratteristiche fisiche e chimiche dei contenitori per una corretta conservazione delle fotografie, riassumibili in 4 punti: assenza di acidi, assenza di perossidi, stabilità chimica, infine presenza di una superficie leggermente ruvida. Per l'enorme patrimonio di lastre in vetro, la soluzione individuata è una busta di carta a 4 falde, modello privo di parti incollate e facilmente adattabile allo spessore del vetro, con il vantaggio ulteriore che, per la consultazione, non è possibile estrarre la lastra senza prima averla appoggiata in piano. Per le scatole destinate a raccoglierle, si è optato per contenitori rigidi in cartone telato, raccomandati dalla Fototeca di Bologna, fortemente isolanti e concepiti per disporre le lastre in senso verticale.